Prossima volta la segniamo più corta, quindi ciao. Ma ci vorrebbe non il grandangolo. Beh, intanto ce lo raccontano loro. Intanto ringraziamo i nostri tifosi che ci sostengono in tutti i modi e ci danno il morale, ci danno una spinta importante. E li ringraziamo per questo ennesimo attestato di stima e di fiducia nei nostri confronti. E noi la cominciamo come le altre, mettendoci al lavoro e pensando che sia il lavoro che eventualmente ci può portare a toccare con mano quello che è il nostro sogno, a concretizzare un sogno. Non abbiamo mai percorso altre vie se non quelle di cercare di lavorare bene, fare bene, giocare bene, prepararci per giocare bene, e questo sarà anche in questa settimana. Non ci sono altre cose, insomma, particolari secondo me. Mister, io parto invece da quello che è successo in queste ultime 2 settimane, le polemiche che si sono innescate. So che a lei non piace parlare di arbitri, però le faccio una domanda secca. Lei sarebbe d'accordo al sorteggio integrale nominato il giorno della partita, come succede in Inghilterra? Non ci ho pensato. Io devo pensare a far bene con la mia squadra, a fare lavorare bene la mia squadra. Altre cose non mi interessano molto, non ci ho pensato, quindi non so cosa rispondere. Lei ha detto anche che in conferenza stampa domenica, mi pare, più o meno, che comunque una squadra che merita dopo raccoglie quello che di solito semina. Ha paura però in questo momento, vedendo quello che succede, di condizionamenti esterni? Allora, l'ultima cosa che noi dobbiamo fare è sentirci vittime, perché questo fa parte degli uomini non forti, secondo me. E io non mi sento così, non mi sento una vittima, non deve sentirsi così il nostro ambiente, non devono sentirsi così i miei calciatori. Dobbiamo essere molto razionali e molto realisti, guardando in faccia la verità e non cercando scorciatoie neanche in quello, perché è tipico della persona che per nascondere magari qualche problema si rifà con qualcun altro. Allora, tornando nel merito delle cose, cosa è successo sabato scorso? Che prima di tutto noi abbiamo commesso 2 ingenuità enormi, che una squadra che lotta per il vertice della classifica non si può permettere di compiere. 2. E nonostante questo, nonostante... Scusa un attimo Francesco, tu hai detto 2, quali sono? Il calcio di rigore. Un gol. Il calcio di rigore. E il calcio di rigore. Il calcio di Santo rigore. Dio, c'è il calcio di rigore. Uno non dovrebbe più giocare al calcio, se commette un calcio di rigore così. Guido nulla di eccezionale, ha solo messo un attimo la gamba. È l'atteggiamento. È stato bravo l'altro. È l'atteggiamento L'altro Guido, sbagliato. secondo me. Boh, lascia che ci Adesso non giustifichiamo che ha fatto una pazzia. Cerchiamo di essere obiettivi fino in fondo e sereni. Voi sapete quanto io stimi Pinzi, tanto per andare subito, quanto per noi, per me sia un ragazzo, un giocatore importante. In quell'occasione ha commesso un'ingenuità. Ostia. Perché sennò non vale neanche per quadrato, se un allenatore guarda da una parte sola non fa bene per il proprio gruppo. Quindi noi abbiamo commesso 2 ingenuità clamorose che non si dovrebbero commettere in certi momenti. Poi la partita è stata una partita come sapevamo, come pensavamo e come ci aspettavamo, difficile. Noi l'abbiamo fatta, eravamo un po' incerottati per tanti motivi che voi ben sapete, non abbiamo né nascosto né fatto pretattica sulle nostre piccole, medie o grandi difficoltà. E l'avevamo rimessa in piedi. Poi ha commesso un errore altrettanto importante il direttore di gara, ma siccome sbagliamo noi, e l'ho appena detto, può sbagliare anche l'arbitro. Questa è la filosofia che che mi ha sempre accompagnato e che mi accompagnerà per sempre. Io dietrologie non le voglio fare,
vittima non mi sento, sono l'allenatore di una delle squadre più belle di questa stagione e spero di continuare a esserlo a lungo tempo, anche per questi principi dai quali non voglio derogare neanche in momenti in cui sarebbe più facile farlo, ma invece io cerco di prendere la strada meno facile e pensare che se faremo bene avremo ancora delle chance, perché adesso il campionato è diviso in 3 o 4 pezzi. Il pezzo che ci riguarda è quello che coinvolge le squadre come la Lazio, che ci precede di un punto, noi, la Roma e la Juventus. Chi sarà più bravo arriverà al 4º posto. Io penso che sarà così, non chi sarà più aiutato, chi protesterà di più o chi sarà più bravo. E l'Udinese per tanto tempo ha fatto vedere di essere o alla pari o superiore a queste squadre. Mi auguro solo una cosa, di avere la salute, non mia, ma dei miei giocatori. Solo la salute io spero che abbiano, solo lo star bene fisicamente, perché la squadra non è assolutamente stanca, ha bisogno solo di allenarsi, non di arrivare alla partita con 4-5 giorni di riposo, per recupero, nessuno. Io mi auguro solo questo, per il resto sarà poi il campo a dire chi meriterà. E oggi, Francesco, come sei con i tuoi uomini? Li hai tutti? No, non lo so. Sai? Non so, mancheranno? di preciso non so, però non ho buone notizie per quello che riguarda Sanchez e per il resto non ci sono cose che mi siano state dette prima di questo momento, quindi poi comincerà l'allenamento. Non ho buone notizie, cosa significa? Che sarà difficile recuperarlo per domenica, credo che sia quasi, per quello che ho sentito ieri sono molto pessimista. Però c'è ancora qualche giorno e vediamo. Volevo chiederle invece alla fine della partita, che ovviamente è stata proprio nel finale ricca di emozioni in negativo, purtroppo ci sono stati degli episodi delle manifestazioni di nervosismo. Ecco, c'è effettivamente un nervosismo nella squadra, cioè il fatto di passare da una Udinese quasi spensierata vista con l'occhio esterno a un Udinese che adesso un po' deve rincorrere, cambia qualcosa nell'atteggiamento mentale? Abbiamo ricorso per 8 mesi, non penso che ci sia problema per noi tentare ancora di rimontare o comunque di stare davanti al gruppetto delle squadre che sono lì. No, non è questo, e anche il nervosismo è figlio di un momento, perché noi in un minuto siamo passati da buttare la Roma a 9 punti a ritrovarcela a 3, quindi ci sta, ma non c'è nessun problema da questo punto di vista. È normale un momento di nervosismo. Chi ha giocato al calcio e anche te, quando perdi una gara così è chiaro che sei nervoso in quel momento. Ma sì. Come quando vinci, che bel gruppo, tutte balle. No, cioè, questo non è un problema. Esatto. Ma a questo punto della stagione vedere che le concorrenti sono un po' aumentate, perché non c'è solo la Lazio, ma è tornata in corsa anche la Roma e la Juventus, questo la preoccupa un po'? L'avete detto voi che sono aumentate, noi abbiamo sempre detto che non erano tagliate fuori, credo di averlo detto qua. Chi mi ha sentito dire che la Juve era tagliata fuori? Per me non era tagliato fuori neanche il Palermo. Cioè, non c'è nessuna sorpresa per me e per noi, sappiamo che in questo campionato con i 3 punti in palio, 5 punti di vantaggio, 6 punti di vantaggio, 8 punti di vantaggio, con 6 giornate o 7 dalla fine, 8, sono ancora recuperabili, in positivo e in negativo. Certo che se mandavamo la Roma a 9 sarebbe stata più dura, questo sì. Mister, Per loro. Scusi, teme un contraccolpo, una sorta di scoramento all'interno dello spogliatoio, magari i giocatori vedendo appunto quello che è successo domenica, qualche contraccolpo psicologico? Ma ci può stare, no? Non penso, anche perché il mio intervento sulla squadra sarà più o meno quello che ho fatto qui in questo momento, cioè nessun alibi, nessun vittimismo e soprattutto rimettersi in piedi subito. Ma rimettersi in piedi, noi siamo stati in piedi domenica, sabato sera abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo ritrovato secondo me una buona condizione, perché la reazione dal quarto d'ora del secondo tempo alla fine è stata di grande energia da parte della squadra, quindi da questo punto di vista non
nessun tipo di contraccolpo, ripeto, bisogna essere molto razionali e essere capaci di guardare in faccia la verità e non lasciarsi fuorviare da altre cose. Va bene così? Come è il momento così delicato, no? Anche teso, importante, e viene a mancare un giocatore fondamentale. Lei come pensa di ovviare a questa assenza? Andrà avanti così, proverà qualcosa di diverso? Ed è un'assenza che riguarderà eventualmente solo Napoli? Beh, adesso stiamo andando un po' avanti con... io ho detto che sono pessimista, ma insomma mi auguro di avere notizie positive tra oggi, domani e dopodomani. In ogni caso proverò le soluzioni che abbiamo già adottato, proverò delle altre soluzioni e mi auguro che se dovesse essere ancora una defezione per quello che riguarda Sanchez, sia solo per la partita con il Napoli e che possa essere disponibile per la prossima, dovesse essere questo già un handicap, indubbiamente. Ok?